Il convegno Caritas 2018 intende dare attuazione alle linee programmatiche frutto del cammino sinodale in diocesi. L'obiettivo è formare ad una carità evangelica che non sia solo generosità verso l'altro. Da qui il tema di approfondimento: etica, cura, economia. Questo impegno grande di coniugare insieme Vangelo e attenzione alla storia. Ecco che allora il titolo del convegno è Etica, cura ed economia, cioè la cura, la prossimità diventa il punto fondamentale per la responsabilità personale, ma anche diventa il fondamento per la responsabilità sociale. A guidare l'incontro sarà Mariella Enoch, presidente dell'ospedale Bambin Gesù di Roma, la cui riflessione cercherà di coniugare economia e prossimità. Lei ha un'esperienza nell'ambito di manager sanitario, ma negli anni passati ha contribuito molto nella diocesi di Novara al rinnovamento conciliare, lavorando nell'ambito specialmente della catechesi, e quindi ha un'esperienza non soltanto ecclesiale, anche manageriale internazionale, che ci aiuta proprio a cogliere anche un po' i modi nuovi con il quale mettere insieme le esigenze dell'economia con la prossimità. Il convegno Caritas introduce il tema scelto dal Papa per la seconda giornata mondiale del povero. Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Il messaggio del Santo Padre ed un sussidio frutto del lavoro svolto insieme all'ufficio liturgico e all'ufficio catechistico saranno consegnati alle comunità. Perché tutte le dimensioni dell'esperienza ecclesiale sia orientata a cogliere come il povero, dice il Papa, è il primo evangelizzatore della nostra vita. Ci evangelizza un atteggiamento profondo del cuore che si fida di Dio.